Il-prezz tal-enerġija f'pajjiżna kien wieħed mill-fatturi biex il-kumpanija Nylon Knitting għażlet li tkabbar l-operat tagħha f'pajjiżna. Fil-fabrika f'Ħal-Qormi kienu investiti 6 miljun euro biex issa f'pajjiżna kien żviluppat dipartiment tal-irfinar. B'hekk xogħol li qabel kellu jmur f'pajjiż ieħor qabel ikun esportat se jibda jkun esportat direttament minn pajjiżna. Bi kburija, it-tmexxija ta' din il-fabrika mis-settur tal-manifattura dawret lill-Prim Ministru mal-post u urrietu l-investiment. Id-direttur tal-kumpanija Giancarlo Pezzoli kien ċar dwar x'fissret għalih il-bidla fil-qasam tal-enerġija. Prima questo lavoro lo facevamo in Italia, oggi lo facciamo in Nylon Knitting a Malta. E restiamo nei costi, perché le multinazionali fanno del prezzo il fattore critico di successo, riusciamo a restare nei costi grazie al costo dell'energia che è più basso del 30% rispetto che in Italia. Fil-post hemm jaħdmu 225 ħaddiem u bl-investiment il-ġdid jistgħu jserħu rashom iktar mill-ġejjieni. Id-direttur Pezzoli spjega l-proċess ta' dak li se jsir f'pajjiżna. È un processo che viene fatto un brushing, quindi viene grattato il tessuto e poi viene messo in un grande forno e stabilizzato per poi diventare il retro delle carte abrasive che vengono utilizzate anche dai carrozzieri, oppure viene usato anche per fare la femmina dello strap per i nappies, per i pannolini. Il-Prim Ministru Muscat iddeskriva lil Nylon Knitting bħala storja ta' suċċess. Dan għax meta kumpaniji tal-manifattura imxew lejn pajjiżi oħra hija baqgħet Malta u komplit tinvesti. Bħalma issa qed jinvestu kumpaniji oħra f'dan is-settur. Joseph Muscat qal ukoll li kien ta' pjaċir jiltaqa' mar-rappreżentanti tal-ħaddiema li miegħu spjegaw li hemm relazzjoni tajba ħafna bejn l-amministrazzjoni u l-impjegati. Dan fil-waqt li wieħed li dal-gvern se jkompli jagħti l-appoġġ lil din il-kumpanija bħalma diġà jagħti lil kumpaniji oħra li jinvestu f'pajjiżna. Fuq kollox l-investiment imħabbar l-4 filgħodu ifisser ukoll li Nylon Knitting se tibqa' kompetittiva fis-suq globali għas-snin li ġejjin. Questo ci apre le porte a poter rimanere sul mercato globale competitivi ancora per i prossimi anni. Io spero a più di 10, spero.